Eder. Mac. Pallister. A un certo punto un giudice decide di non archiviare l'indagine sulla morte di Liliana e come reazione tu cancelleresti la memory card della GoPro. Non lo sapevo di questo. Nessuno mi può diciamo giudicare da questo. Questo articolo qua, che è apparso su tutti i quotidiani d'Italia, cioè è una cosa che veramente mi ha veramente devastato. I miei avvocati hanno chiesto di poter fare una nuova perizia medico legale. Sei terrorizzato per quello che potrebbe succederti? Assolutamente no. Ogni tanto ti ricordi di Liliana? Sempre, sempre, sempre. Pensa che io preparo il letto, cambio lenzuola qua e là e c'è sempre il cuscino di Liliana. Vuoi parlarci un po' di Claudio Sterpin? Non voglio assolutamente parlare di Sterpin, posso dirti solo una cosa. Posso dirti che questo signore, che comunque si è qualificato come amante, deve vergognarsi di quello che sta dicendo. Evidentemente quest'uomo l'ha pressata, lei in qualche maniera si è ribellata. Io sono sempre dell'idea del suicidio. Dal primo giorno io dico che tu le cerchi tutte per far capire che pensi al suicidio, ma la gente diceva che non era così, che tu in realtà pensavi che fosse un omicidio. In realtà tu hai sempre cercato di fare passare l'idea del suicidio, anche forse per coprire un omicidio. Familiari e la procura ce l'abbiano con me, è fisiologico. Vabbè, però Sergio è convinto che sei stato tu. Sono opinioni sue, cioè, ma poi cosa vuoi? A me delle loro opinioni, delle loro cose non mi interessa assai poco. Loro, quando io ho chiesto la mano di Liliana alla mamma, loro si sono opposti al nostro matrimonio. Vuoi forse dire che uno così bello e simpatico come te non ha fatto colpo con loro? Non sono piaciuti. Sebastiano o si ama o si odia. Sono solo. Tutto quello che sta venendo fuori mi sta isolando da tutti. E ogni giorno peggio. Sebastiano, contattami e facciamo una chat WhatsApp in tanti per tenerti compagnia. Devo iniziare dicendoti che sono molto stanco. Sono stanco, stufo, ormai stiamo andando a 4 anni e non è stato fatto ancora niente. Stanno ancora indagando e io sto pensando proprio e auspico che questa procura sta lavorando veramente bene, che sia più veloce, perché aspettare sino a marzo mi è molto dura. Anche a casa purtroppo ho avuto problemi, tuttora con mia moglie e mia figlia, tutti e tre abbiamo problemi perché non abbiamo più un dialogo aperto, familiare. Ci svegliamo e si parla di Sebastiano, di mia sorella, di cosa è successo adesso, cosa fanno. Adesso è iniziata nuovamente, dopo le vacanze, lui ha iniziato a frequentare questi salotti televisivi nei quali appunto in tanti posti cosa fanno? Mettono in piazza quello che lui dichiara, che sono tutte bugie. Basta pensare a tante cose dall'inizio. Ultimamente lui ha messo anche la proprietaria della Wind, e poi c'era quel sector jack, e tutto lui crea avanti il caos e dice bugie. Io sono stanco e anche stufo. Questa storia della GoPro, io ieri ho visto per caso, proprio per porta a porta, che lui ha detto no, e lui aveva già dato tutto alla procura, avevano tutto. Non è vero niente. Io tutti gli atti li ho letti almeno 10 volte completamente. Sono anche le pagine a memoria. In certi punti mi sono soffermato di più per capire meglio. E non c'è scritto, non hanno mai sequestrato la GoPro e neanche la scheda SD. Lui cosa ha fatto? Lui ha portato il telefono suo nel quale c'era l'applicazione e aveva riversato nell'applicazione i filmati della GoPro. Il poliziotto, chi era al momento, cosa ha fatto? Li ha ripassati al computer loro e basta. Praticamente loro non hanno controllato tutto.
Poi è stato mandato tutto alla polizia postale, anche la schedina dopo, e la polizia postale cosa ha detto? Non c'è niente, tutto cancellato. Allora, e chi ha cancellato dopo? Io spero che vadano avanti veramente perché sono stufo. Anche il fatto che lui va avanti a fare i coltelli, ma gira con questi coltelli in macchina. E io con Temperino una volta mi sono preso una denuncia e la multa in tribunale, lui va con coltelli e lavora in nero da anni. C'è gente che ha lavorato tutta la vita e ha pagato le tasse. E lui cosa può fare tutto? Questo tipo di formattazione effettivamente è stata effettuata quando la GoPro era in possesso di Sebastiano Visentini. Questa formattazione è avvenuta in data 13 giugno 2023 tra le 20:37 e le 20:38 circa. Questo lo si può desumere dall'analisi della copia forense e anche delle annotazioni DPG che furono fatte all'epoca dei fatti. Ma attenzione a un passaggio importante: questo tipo di formattazione avvenuta avviene in un momento successivo, diciamo, a quando questi dati sono stati già acquisiti dall'interno della GoPro. Potrebbe essere, diciamo così, anche una casualità del momento. In realtà lui, avendo messo a disposizione tutti questi dati sin da subito, diciamo che se uno volesse essere un po' malpensante, quando è che io metto a disposizione qualcosa? Eventualmente, se avessi potuto, la modificavo prima. Non aspetto 2 anni dopo che ho già messo a disposizione tutti i video, ho messo a disposizione il mio cellulare, so che bene o male c'è un'indagine che indirettamente o direttamente mi coinvolge in qualche maniera. Se avessi dovuto fare qualcosa, forse la facevo sparire questa card. Ovviamente la storia dei filmati del 14 modificati non sta in piedi, perché anche se io fossi un genio non mi fiderei a fare una modifica e poi a mettere in mano tutto ciò alla polizia postale o magari all'FBI. Con le loro tecnologie potrebbero sempre fregarmi. La cosa migliore sarebbe fare sparire del tutto la memory card. Quindi Sebastiano consegna questo oggetto, il che già ci fa pensare naturalmente dall'inizio che i filmati del 14 non siano taroccati, ma potenzialmente in quella memory card c'è altro di pericoloso, e potrebbe essere quest'altro, per esempio il battibecco che ebbe a grado con Liliana, testimoniato da Gabriella Micheli, e poi ci sono quei 3 filmati sempre del tragitto di quel giorno che vengono cancellati e non consegnati agli inquirenti. Sicuramente sono molto più sospetti questi che tutto il resto. In questi filmati Sebastiano potrebbe aver detto qualcosa che non doveva dire. Sappiamo che a volte una persona con la coscienza sporca parla da sola involontariamente, oppure potrebbe aver incontrato qualcuno che non doveva incontrare, oppure potrebbe anche essere passato da qualche posto in cui non doveva passare. Nel caso Resinovic il vero problema è solo uno: se io uccido una persona perché gli sparo, sono responsabile di aver ucciso quella persona in quel modo. Se qualcuno proverà a dimostrare che io ho ucciso quella persona strangolandola, probabilmente io la farò franca. Nel caso Resinovic accade proprio questo. Sebastiano potrebbe essere l'artefice, o comunque, come ho sempre detto, sta benissimo quello che è accaduto, ma c'è gente che dimostra la sua colpevolezza in modi fantasiosi che non stanno né in cielo e né in terra. La GoPro è uno di questi, Sosia è un altro di questi, ma ce ne sono anche tanti altri. Una cosa è certa: questi inquirenti, a differenza dei precedenti, hanno puntato il bazooka, non la pistola, contro Sebastiano. Stanno facendo tutto e di più, e allora se anche loro stanno dicendo che la GoPro non è manipolata e che la Sosia non esiste, non so davvero la gente che cosa vuole di più. Ci sono troppe coincidenze, è impossibile. Proprio lo stesso giorno, lui di sera, quando ha capito o ha saputo che appunto il giudice ha ricusato l'archiviazione, allora che ha riaperto appunto il caso per omicidio con 25 punti, lui di sera ha cancellato la scheda. Ho visto prima appunto che avete mostrato che c'era il vostro collega Bruno Vespa che gli spiega che ha messo la schedina e gli fa: ma questa schedina io l'ho lasciato negli hard disk. E fa: e dove sono? Li hanno già sequestrati la polizia. Ma la polizia li ha sequestrati nel 2022, non nel 2023. Allora capisci che va avanti a dir bugie. Mi ha chiamato l'avvocato Paolo Bevilacqua e mi ha detto: guarda, è venuto fuori questa notizia. Ci siamo messi a ridere, perché dopo 2 anni passa
viene fuori una cosa che comunque la GoPro era a disposizione della procura per parecchio tempo, è stata visualizzata, è stata analizzata dalle persone giuste ed è emerso quello che è emerso, cioè che tutte le cose che erano dentro erano reali, non erano state manipolate. Il fatto della formattazione, allora queste schedine qua vengono usate anche nella fotografia. Io sono un fotoreporter, di conseguenza faccio matrimoni, faccio adesso un po' di meno così, però ho sempre usato queste memorie e le inserivo nella macchina fotografica. Ad esempio io uso delle macchine fotografiche che hanno doppia memoria, proprio una per sicurezza e una per tutto qua. Il 13 giugno 2023, secondo Sergio, avevi tu la GoPro e la memory card, secondo il tuo avvocato bevi l'acqua, no. L'avevi tu? Sì, ha combinato, cioè io non è che ho detto porca miseria, il Jeep ha fatto questo, io vado a formattare, cioè è stata una combinazione. Io ne ho 3-4 di queste e me le giro a secondo, poi noi siamo abituati, finito di scaricare nel computer, negli hard disk, dopo averle magari elaborate e tutto quanto, le schede vengono formattate. Ma è normale questo? Che sia normale è vero, perché naturalmente dopo l'utilizzo uno esporta i filmati, cancella per farne di nuovi, però sicuramente non è normale la coincidenza temporale. Sei stato tu allora a cancellare? Io non te lo posso assicurare, anche perché non mi ricordo, ma se è stato fatto così vuol dire che è stato fatto. Cioè non è che nego di averlo fatto, però cioè, è nella mia facoltà di farlo. Non chiedere permesso a nessuno. Io ho avuto l'occasione di seguire tutto proprio la procedura che lui ha manipolato i filmati, perché è stata spiegata proprio dalla A alla Z e ho capito, non essendo un informatico. Invece qua ci vogliono far credere come se tornassimo, un esempio terra a terra a scuola, agli elementari, che 1 più 1 fa 3 o 1 più 1 fa 5. Questo è praticamente. Lui va avanti a dire bugie, a prendere in giro noi cittadini italiani, io personalmente, uccide nuovamente ogni volta mia povera sorella, che è stata brutalmente assassinata con le mani, ecco, questo qua, altrimenti dall'inizio lui mi avrebbe detto Sergio, andiamo a cercarla, vediamo, non andare a lavorare, vieni con me, andiamo, mettiamo le foto, qualcosa. Lui ha sempre fatto tutto il contrario. Quando io gli chiedevo facciamo qualcosa, no, non occorre, e stava sul divano con la copertina. Ma cosa scherziamo? Io auspico che appunto qualcuno che sia superiore anche come magistratura al Ministero della Grazia e Giustizia, che veda come e si chieda come hanno lavorato a Trieste in quel periodo. Ecco, certo. Che venga controllato, e chi ha avuto delle mancanze o non ha seguito delle responsabilità che doveva fare, che appunto che paghi. Stamattina mi pare che ho sentito che verranno fatti dei test in America con dei corpi umani messi in condizioni come ad esempio come è stata trovata Liliana, e per 21 giorni, quant'è il tempo esatto, faranno dei test. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.